Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portotolle, siamo con il sindaco Roberto Pizzoli per capire come procede il progetto Delta Farm per la rinascita dell'ex centrale Enel di Polesine Camerini, che dovrebbe diventare, dopo un restyling, un'operazione importante sia di demolizione che di bonifica, un straordinario villaggio turistico. Lei ci spiegava, sindaco, che il primo step sarà appunto la demolizione. Come siamo messi per quanto riguarda appunto la demolizione? In questo momento qua è naturalmente in attesa di tutti i visti, perché capisci che gli enti interessati su una demolizione di questa portata qua sono diversi, quindi sta seguendo l'iter di demolizione. Che spetta solamente al comune di Portotolle o ci sono altri enti coinvolti? Il comune, anche la scena comune dove ma dentro c'è ad esempio la via della provincia, dal punto di vista ambientale, c'è il civile, l'agricoltura, bonifica, tutti gli enti interessati territorialmente da dove è posta le centrali. Sì. Ormai è già quasi 2 mesi che è stata presentata la domanda all'ufficio, che nel giro di non molto so che sono già pervenuti diversi pareri, quindi l'auspicio che magari si arrivi in tempo prossimo. Già troviamo. La demolizione quanto durerà? Allora, da progetto la richiesta si basa su 950 giorni, cioè circa 3 anni di lavoro. È chiaro che per loro l'interesse è quello di fare il prima possibile, sì. Però probabilmente si prenderanno anche il tempo in base alle valutazioni che hanno fatto. C'è già l'azienda che ha il appalto per la demolizione? La Human che l'azienda la valorizzazione ha già un supporto tecnico attraverso un'API, che sta contattando anche diverse. Però non è ancora stato assegnato il. Sì, loro fanno, essendo un ente privato, fanno un'assegnazione diretta, cioè non hanno bisogno di fare, loro hanno già un API di riferimento, quindi le aziende di riferimento che hanno questo API che riguarda la demolizione, dopo chiederanno anche, stanno già chiedendo anche a diverse aziende del luogo se c'è l'interesse per alcune specifiche, perché l'interesse è anche quello di coinvolgere più aziende del luogo possibili anche, insomma. E c'è una stima per la bonifica sia di tempo che di costi, perché poi era forse l'inghippo più importante? Dipende dall'area che viene interessata sul progetto di valorizzazione, su cui stiamo facendo degli incontri dal punto di vista urbanistico. E la bonifica sarà a carico di? È un rapporto tra privati, così come la demolizione. Ah, quindi sarà tra Enel e Human? Il comune ne è fuori di questo? O potrebbe essere anche lui coinvolto? Dal punto di vista della questione urbanistica, chiaramente non deve bonificare il comune, è interessato sulla pianificazione e sulla urbanistica ambientale. Cioè, a livello di costi il comune dovrebbe starne fuori? Sì, no, sicuramente, perché l'area è privata. No, perché c'è il precedente di Adria, per esempio, nella zona di Bottrighe, che sembrava fosse escluso, invece adesso ha dovuto intervenire e probabilmente interverrà anche sulla Coimpo, eccetera. Quindi non è che. Sì, però lì sono questioni diverse. Qui è proprio un'azienda privata che è, cioè nel senso che e comunque per legge, nel caso anche se non si facesse mai niente, per caso succedesse cosa che naturalmente non mi auguro, che è lontana dal mio pensiero, però comunque per legge deve ripristinare i luoghi nel caso dovesse abbandonare completamente il sito. Ecco, noi stiamo vedendo il primo rendering che Human ha presentato, noi speriamo, come da queste parole del sindaco, di vederlo perlomeno realizzato entro il 2025-2026 e in ogni caso la ringraziamo, grazie sindaco.